Da un normale controllo alla circolazione stradale, la Polizia di Stato di Pordenone ha scovato un vero e proprio laboratorio per il taglio e il confezionamento della cocaina. Il servizio. Ieri sera un equipaggio della squadra volante della Polizia di Pordenone, in via Molinari, ha controllato una Volkswagen Golf con a bordo due giovani, un 26enne ed un 25enne, residenti in provincia di Pordenone, trovandoli in possesso di 3 dosi di cocaina e 2 di marijuana. Hanno deciso quindi di avviare immediatamente le indagini con la perquisizione dell'abitazione dove i due convivono, rinvenendo 60 grammi di cocaina, 2 grammi circa di marijuana e 290 euro, probabilmente provento di spaccio. Ma l'abitazione era un vero e proprio laboratorio per il taglio della cocaina, con 4 bilancini digitali, mannitolo, una sostanza usata per il taglio della droga, un frullatore, cucchiai e misurini, una macchina per il sottovuoto, cellofan e un pressino in metallo per sminuzzare la sostanza stupefacente ancora in sasso. Inoltre nella cantina c'era tutto il necessario per la coltivazione di marijuana indoor. Il 26enne, inoltre, era iscritto a chat di messaggistica sul cellulare dove viene segnalata la presenza di posti di blocco per poter evitare i controlli delle forze dell'ordine, ma questa volta non gli è andata bene. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'amico 25enne indagato in stato di libertà è segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato, ben ritrovato dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Avrebbe da dire pochi, perché lei ha sempre denunciato che ci sono pochi agenti di polizia a Pordenone, ma buoni, perché insomma fanno delle splendide operazioni. Sì, delle splendide operazioni direi... Tra altre cose, non è al massimo della forma, è venuto solo qua per onore di firma, esatto. È un po' febbricitante, quindi insomma sarà molto breve anche il suo intervento. Prego. Per i telespettatori è più importante raccontare anche queste cose, mi scuso per la voce. Comunque, a parte gli scherzi, non me ne voglia Simonato, no? Che parlava di partite, di team, di squadre. Io credo che già proprio la settimana scorsa, proprio lunedì scorso, altra operazione della squadra volante, quindi significa che tutto sommato, lei ha detto pochi ma buoni, io direi che il team sta funzionando molto bene, dapprima gli operatori della squadra volante, che veramente sono quelli che sono lì sulla strada 24 ore su 24, il loro dirigente è il questore di Pordenone, quindi non a caso questa scaletta, perché i generali senza i soldati non fanno i generali, quindi io dico che questo è un team che sta funzionando molto bene, anche perché sono stati inseriti questi nuovi giocatori, così Simonato sarà contento questa sera, questi nuovi... sempre in calcistici esatto. Questi nuovi atleti freschi che sono arrivati sono stati inseriti, quindi quando io dico che serve linfa nuova, servono persone nuove a Pordenone, questi sono poi i risultati, perché poi il turno non finisce lì, cioè non è che siamo alla televisione, ai film di polizia e ai tutti i commissari che in questi giorni vedo che su tutte le televisioni e soprattutto le fiction, no? Ci sono sempre commissari, sempre ispettori nuovi, dal più simpatico al più professionale di tutte queste che si possono vedere, però i film sono i film, lì bisogna scrivere, bisogna parlare, bisogna andare, vede che poi da un semplice controllo siamo arrivati a una perquisizione, quindi gli operatori non finiscono il loro servizio fermando una persona e trovandoli in tasca quello che gli hanno trovato. C'è tutto un iter burocratico, ma anche un iter proprio lavorativo, quindi se poi distoggiamo una pattuglia per quel tipo di lavoro, chiaramente il territorio rimane scoperto e quindi le ore di lavoro sono tante e quindi gli operatori devono avere sicuramente un'età che gli possa permettere anche di stare tranquillamente in servizio, belli, freschi, quello che non può garantire una persona di una determinata età, perché se a una determinata età fare 2 notti di seguito
è pesante, per il giovane sicuramente è meno pesante. Ecco perché c'è tutto quello che si va dicendo, quello che io urlo, è questo, c'è gente nuova, è giusto che queste persone usino la loro professionalità al rispetto del cittadino, perché il cittadino è il contribuente non deve, chiaramente la sicurezza, lo dico sempre, non ha colore politico, quindi a me poco interessa. Adesso vedete che stanno discutendo ancora, dopo mesi hanno fatto questo nuovo contratto, il Salvini ha cercato di dare una svolta anche all'interno della sicurezza, bloccato politicamente dai soggetti con cui è andato al tavolo a fare le trattative, e quindi si discuterà ancora su questo decreto che non è facile da fare passare. Speriamo che passi, perché in quel decreto ci sono tante cose anche per le forze dell'ordine. Bene. Io spero che di essere... La settimana prossima di tornare qua magari con qualche buona notizia. Sì, speriamo che allora nel frattempo i colleghi abbiano un'altra operazione, perché praticamente siamo 2-0 contro la droga. Io ringrazio come sempre Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Grazie dottore per essere stato in nostra compagnia. Cedo subito e mi scuso tra altre cose con l'orario, ma tra servizi e ospiti ovviamente non potevamo fare diversamente. Cedo la linea al collega amico del Veneto Alessio Conforti.